ed oggi noi vi porteremo a Mussomeli. Il cielo è blu sempre sopra le nuvole. Il cielo è blu sopra le nuvole. Che figura di me. Stiamo entrando a Mussomeli, ragazzi. Salvo, cosa stai facendo? C'è una Madonnina bellissima. Andremo a visitare anche il castello manfredonico chiaramontano di Mussomeli. Ho sentito che c'è anche una leggenda, c'è qualcosa, la storia di un fantasma. Famosi tamburinara. Questa è chiesa Sant'Antonio Abate. Ci spostiamo e andiamo a vedere altre cose. Questo è il famoso santuario della Madonna dei Miracoli. Stiamo cercando di entrare. Wow, bello. L'antico organo. Il nostro viaggio continua tra le strade di Mussomeli. Guardate il piccione viaggiatore. Molto bello anche Mussomeli, da venirci assolutamente. Ragazzi in vacanza, venite nella nostra bella Sicilia. Tra storia, cultura e cibo, buon cibo. E buon cibo, sì, sì. Temperature stupende. Io già ho leggero languorino, quindi me lo immaginavo. Ecco qua un palazzone, chiesa Collegio di Maria. Ecco la chiesa madre. Ragazzi, io vi raccomando sempre di spendere i soldi nella vostra bella Sicilia, quindi quando dovete fare un viaggio, quando dovete spendere i soldi, quando dovete acquistare, cercate nel possibile di acquistare sempre siciliano, spendere i soldi in Sicilia, che i soldi rimangono a noi. Cioè non a noi, a noi tutti. L'ingresso che porta all'anfiteatro. Ah, qua tra l'altro c'è anche un parco bimbi. Trovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Wow! Qual è la cosa dura è sta selva selvaggia, è aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. È tutto dall'anfiteatro. È arrivato il nostro amico, ciao Gero Riggio. Ciao Omar, ciao a tutti. Cercate Gero Riggio, grandissimo cantante, complimenti. Mi raccomando, potete osservare il Palazzo Trabia, che è uno dei palazzi nobiliari più belli di Mussomeli e più rinomati. Vediamo, stiamo entrando. Ecco il tetto magnifico. Allora, a quanto pare questo è il Salone degli Specchi. Il palazzo com'era anticamente, adesso ve lo facciamo vedere com'è oggi. Abbiamo la torre civica, torre dell'orologio. Adesso stiamo andando nel quartiere arabo di Mussomeli. Vi porto al cortile Catabba, è un cunicolo che passa sotto le abitazioni. Quindi, dicevi, in uno dei posti più antichi. Nel periodo arabo. Si chiama questo, dicevi? Vicolo Giannino. Entriamo. Che succede? Sono dei gradini. Ecco la parte più stretta per l'uscita. Adesso stiamo andando da un amico, Salvatore Giardina, che ci farà vedere Mussomeli dall'alto. E adesso, cari amici, vi farò visitare la nostra bella Mussomeli dall'alto. È arrivato da mangiare, quindi adesso vi faccio vedere cosa mangeremo questa sera. Allora abbiamo una frittata, uovo e ricotta, abbiamo bresaola, scaglie, rucola, formaggio con pistacchio, un po' di prosciutto, melanzana grigliata, zucchino arrotolato crudo. Questo è un funghetto ripieno. Vedo una melanzana con formaggio fuso e qua c'è la classica caponata siciliana. È arrivata trippa bianca ed ecco i ceci, il pane di pizza, no?
Salvo. Ci è arrivata la pizza calda calda. Lo chef ci ha portato la tagliata calda calda calda. Ok. Tra poco ci perderemo in questa tagliata che è spettacolare davvero. Procediamo al taglio. Eccola. La quiete dopo la tempesta. Ultimo pezzo di tagliata. Dopo questa mega mangiata ci andiamo a riposare un po', che domani mattina ci aspetta un'altra bella giornata qui a Mussomeli. Allora, siamo venuti da un nostro conoscente. Salve, buonasera. Ok, stiamo salendo. Oh, che bello. Domani mattina la colazione. Guarda, molto carino. Ci siamo persi, non sappiamo dove. Ci stanno facendo strada, quindi si è aperta la porta da solo, avete visto? Allora, questa la prendo io. Ok. Fantastico, va bene. Una ciascuno, non litighiamo. Allora ragazzi, riepilogo della giornata. Abbiamo visto un bellissimo panorama di Mussomeli, abbiamo visto le chiese fantastiche, l'anfiteatro, piazze, poi le stradine strette dei Mussomeli. Faccio la stanza numero 5 tour. Eccola qua. Guardate, molto calda ed accogliente. E questa è la mia stanza tour. Guardate che meraviglia, anzi mi accomodo un attimo. Per questa sera io finisco qui la mia serata. Vi facciamo vedere il castello. Stiamo salendo con il signor Pasquale. Ecco qua. Questa è una tomba paleocristiana. Ecco, ponte levatoio. Abbiamo attraversato la porta che ci porterà all'interno della scuderia del castello. I 24 castelli che Chiaramonte hanno costruito in Sicilia ed è l'unico senza avere il borgo attorno perché era imprendibile da qualsiasi lato. Ecco, questa è la roccia originaria senza il castello. Manfredi girò attorno con il cavallo per delle ore, sentì come un tuono prima uscire dalla roccia e poi una voce che lo sfidava a costruire un nido d'aquila e fonderlo nella roccia stessa. Queste sono le postazioni dei cavalli. Arriveremo a quota 750 metri sul livello del mare, immaginate un po'. Ecco che stiamo entrando nel castello. Ci ha raggiunti anche l'assessore Sebilo Conti. È un piacere avervi qui e visto tutti i percorsi siciliani che stanno facendo gli amici di Omer e Salvo. Questo è un'altra tappa perché il castello, caro Omer, non ti poteva mancare su queste escursioni e visite che fai nel nostro territorio. Vi parlerà pure anche del nostro carissimo Guiscardo, il nostro fantasma, vero Pasquale? Poi può essere che magari con la vostra visita oggi si farà pure presente. Quindi andremo alla ricerca del fantasma. Ah, queste erano le stanze della servitù, ci sono ancora dei muri ma era tutto coperto. Questa è la presa d'aria delle prigioni e questo è proprio l'ingresso che porta giù alle prigioni. Posto di guardia. Ah, quindi l'altro ingresso della prigione e poi il granaio. Qua c'era la cucina di rappresentanza. La cisterna d'acqua con la capienza di 100.000 litri. Guiscardo, esci fuori! Wow, la sala dei baroni. Andiamo avanti. Qua c'era il trabocchetto, non c'è più. Attenzione al trabocchetto. Attenzione al trabocchetto poi. Ci stanno portando Stanza delle tre donne. nella stanza delle tre donne. Perché questa è la stanza delle tre donne? E un certo principe Federico aveva 3 bellissime sorelle ed era molto geloso di queste sorelle. Siccome doveva partire per la guerra, non sapendo a chi lasciarle, ha pensato di chiuderle in questa stanza, lasciando loro viveri per un periodo di tempo che lui pensasse di ritornare. Questa guerra poi si è prolungata, al ritorno quando le ha smurate le ha trovate morte di fame con le suole delle scarpe in bocca, uno in ogni angolo. Ormai è un classico. Non riusciamo. Entriamo. Aspetta, qua è ancora più stretto. Siamo in soggiorno? Quei due fuochi servivano come citofoni per comunicare con le sentinelle che stanno sul terrazzo. Proviamo ad entrare. Il fantasma. Quindi Quindi qua- un camino, diciamo. Sì. Entriamo in camera da letto con bagno in camera. Wow. Vedo il fantasma. Ah, è Salvo. Wow, per un attimo mi ero...
Ma proprio dei pietroni antichi. Quando hanno costruito il castello era un'impresa aperta tutto attorno. Allora, guardate questo tetto che si chiama Doppia volta a crociera. Un gotico normanno e chiaramontano, tutto poggiato su dei piedritti esagonali con dei capitelli corinzi scolpiti nelle colonnine stesse. Entriamo nell'alloggio delle ancelle. Attenzione qua che ci sono dei gradini. Perfettamente, dai. Il sistema di raccolta di acqua piovana di origine araba. Ok, siamo nuovamente all'esterno. Allora, qua dormivano i soldati, quindi qua accendevano il fuoco per affilare le armi. Ecco ragazzi, questo era il tavolo delle torture. Qua era la stanza dei trabocchetti, cadevano da lì sopra e li facevano morire annegati qua. Ecco la stanza delle torture. Ecco qua l'uscita delle prigioni. Arrivo! Ti aspetto! Come 1370 anni fa siamo posizionati sul maschio del castello. Scendiamo. Questa è la cappella con l'altare costruito dai Chiaramonti. Mentre guardavo fuori, all'improvviso che c'era tutto questo caldo, è arrivata un'aria gelida. Stavo per alzarmi quando di dietro sento una voce che mi dice non avere paura che sono un amico. All'improvviso appare questa nube. Man mano che andava scomparendo, si andava formando il volto di questo giovane, capelli lunghi, barba, mantello nero sulle spalle col cappuccio fino alle ginocchia. Ed è stato condannato a vagare qua dentro 1000 anni come spirito. Ecco l'unico abitante del castello, Guiscardo della Portas. E siamo Vicini al castello e ci andiamo a mangiare qualcosa. anche perché mi pare che si è fatta l'ora. Bene, entriamo. Il menù cosa prevede? Abbiamo breakfast burger, hill burger, classic burger. Mamma mia quante E bontà. abbiamo il giro pasta, Mexican food, fajitas, Tagliere. chili tortilla. Anche le muffulette, guardate. Omar, guarda. Addirittura. È arrivata la tabisca. Peccato che l'odore e il profumo non passi attraverso il video. Io inizio, Salvo. Io ti faccio compagnia. È qualcosa di eccezionale. Salvatore, cosa c'è nella tabisca? Pomodoro, formaggio pecorino, acciughe, cipolle e delle olive. Poi c'è arrivato anche l'hamburger e abbiamo che cosa qua Un dentro? hamburger di Angus Ok. con lattuga, pomodoro, salsa d'habanero e l'uovo fritto. E abbiamo contorno quindi con patatine, queste che sono Anelli di cipolla. Anelli di cipolla. Grazie ragazzi, buon lavoro. Ci tenevamo a farvi vedere il castello anche di sera. Che è veramente uno spettacolo per gli occhi. Entriamo, Oh, buonasera a tutti, buonasera. E noi abbiamo sempre fame. Specialmente Omar, diciamo. Ecco qua i ragazzi. Ciao! Salve. Salve! Buonasera. Dai, pigliate le cappone su, Sembra molto invitante. Iniziamo, dai, andiamo un po' con le polveri. Ok, questo è di Salvo. E quest'altro è di Omar. Eccoci, cominciamo. Venite a Mussomeli. Cosa c'è nelle farfalle? Salmone, Salmone, salsa di olive nere, salsa di olive nere, pesto, fatto in casa, fatto in casa, sì. Gorgonzola, ecco qua.